Non si era fermato soltanto a un colpo. Dietro il volto del finto carabiniere arrestato a dicembre in provincia di Belluno si nascondeva un predatore seriale che per mesi ha setacciato l'Alto Friuli e le valli del Natisone. I carabinieri delle compagnie di Tolmezzo e di Cividale, dopo il primo arresto, non hanno smesso di indagare. Per 2 mesi i militari hanno passato al setaccio tutti gli spostamenti dell'uomo, ricostruendo i suoi movimenti dal giorno dell'ingresso in Italia fino alla cattura. Il metodo era sempre lo stesso: la telefonata, l'autorità simulata e la richiesta di denaro o gioielli per aiutare un parente in difficoltà. Un inganno crudele che ha colpito duro nei comuni di Torreano, San Leonardo, Rigolato e Pesaris. Le prove raccolte sono schiaccianti. L'analisi dei tabulati e dei telefoni cellulari sequestrati, i filmati delle telecamere di videosorveglianza lungo i percorsi effettuati e anche gli appunti manoscritti e monili d'oro ritrovati durante le perquisizioni. Un corposo percorso investigativo che ha permesso di attribuire all'uomo altre 4 truffe consumate e un ulteriore tentativo, tutti avvenuti nel dicembre del 2025. Su richiesta della Procura, il GIP del Tribunale di Udine ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, notificata mercoledì mattina presso la casa circondariale di Belluno, dove si trova attualmente l'uomo. Fondamentale, spiegano i militari, è stata la fiducia dei cittadini che con le loro testimonianze hanno permesso di chiudere il cerchio. In attesa di sentenza definitiva, il finto carabiniere seriale resta dietro le sbarre.